Si è accolto l'appello di tanti, perché è stato anche trasversale, di dare una grande prova di partecipazione, pur sapendo che un referendum consultivo, che era un punto comunque di partenza per un tavolo di trattative, per una legge che insomma in qualche modo il Veneto adesso sta già approvando, però per trattare con lo Stato centrale. Ma era importante dimostrare che è fortemente sentito questo bisogno, e questa prova io credo che i cittadini e le cittadine l'abbiano data. Adesso c'è bisogno davvero di ascolto e di coinvolgimento. All'indomani del risultato referendario per l'autonomia del Veneto, anche la presidente di ANCI si dice soddisfatta per la grande risposta che i cittadini hanno dato. Risposta che non va sottovalutata dallo Stato centrale. Si sono espressi i cittadini e le cittadine in maniera molto netta, perché vengano affrontate le problematiche di questa regione, che confina con delle regioni a statuto speciale, perché il tema fondamentale è questo. In questi anni di profonda crisi è stato chiesto tanto ai cittadini e alle cittadine di questa regione, che hanno risorse, possibilità e voglia anche forse di poter fare meglio, assumendosi responsabilità, ma a fronte anche di una maggiore autonomia. Un concetto che i sindaci veneti hanno già cercato di fare arrivare a Roma. Abbiamo cercato di farlo comprendere proprio nell'assemblea che si è svolta, credo, una decina di giorni fa a Vicenza, tra tutti i comuni, di questo bisogno di ascolto e di comprensione, che non è un lamento fine a se stesso, è molto di più.